Ben ritrovati in diretta allora nel nostro consueto appuntamento dedicato alla sismologia insieme al dottor Stefano Parolai, direttore del Centro Ricerche Sismologiche di OGS. Innanzitutto benvenuto dottor Parolai, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a lei. Allora, oggi è una giornata importante perché ricorre un anniversario, quello del sisma del Friuli, che cambiò un po' la storia anche della nostra regione. Infatti erano le 21 del 6 maggio del 1976 quando ci furono ben 57 secondi interminabili appunto di scossa. Parliamo appunto del terremoto del Friuli e ne parliamo naturalmente da chi si occupa di ricerca in questo campo. Penso che sia un evento importantissimo per chi lavora anche in questa regione, ma non solo. Ci raccontavamo stamattina anche nel nostro notiziario che insomma anche l'Unione Europea, ma non solo, si è occupata di studiare questo fenomeno, e anche ricercatori da tutto il mondo. Sì, assolutamente, come giustamente dicevi, appunto questa sera alle 21 ci sarà la commemorazione, ricordi del terremoto, ricordiamo di magnitudo 6.4, quindi un magnitudo forte, che ha colpito il Friuli centro-orientale alle 21 appunto del 6 maggio 1976. Ci ricordiamo che questo terremoto è stato distruttivo, ha lasciato 990 vittime, 3.000 feriti, danni per 4.500 miliardi di lire. E soprattutto ha lasciato senza casa 200.000 persone nel post-evento, che poi è continuato anche con le scosse di settembre, quindi che hanno peggiorato ancora le cose. È stato un terremoto importante per la regione, ma anche importante a livello nazionale, perché come ricordo spesso all'epoca del terremoto in Italia c'erano pochissime stazioni sismometriche. A Trieste c'era l'unica stazione in regione che registrò la scossa del terremoto, ma da lì nacque proprio la necessità, si capì l'importanza di avere una rete sismometrica importante sia sul territorio nazionale che regionale, e quindi è poi nato anche il centro di ricerche sismologiche dove io lavoro, proprio come, diciamo così, risposta all'evento sismico del 1976 per la necessità di migliorare il monitoraggio nell'area. L'altro aspetto fondamentale che va assolutamente ricordato è che questo evento così catastrofico poi ha anche segnato in qualche modo l'inizio della protezione civile nazionale, quindi con gli interventi fatti proprio e la gestione fatta in regione Friuli Venezia Giulia nasce poi seguendo un po' lo spirito dell'allora direttore Zamberletti, quella che è stata e che ha a tutt'oggi la protezione civile nazionale, che è estremamente avanzata in questo momento. Quindi insomma, come è stato anche per la ricostruzione, un momento difficile, tragico per la regione, che poi però comunque ha dato il via anche alla tipica forza poi di rialzarsi, e anche da questo punto di vista ha rappresentato un balzo avanti proprio per la sismologia, in particolare nella nostra regione. Sì, assolutamente, diciamo che è stato sicuramente un ottimo esempio anche di come riprendere, come ricostruire. Tutte le attività fatte in Friuli Venezia Giulia sono state, diciamo, un esempio poi anche, come dicevi, a livello europeo. Proprio oggi noi pubblichiamo anche sul nostro sito Facebook una notizia che abbiamo ritrovato ad esempio nei nostri archivi della documentazione che era stata fatta all'epoca proprio da importanti esperti internazionali che avevano visitato la zona, diciamo soprattutto nell'area epicentrale, quindi nella zona più colpita del terremoto, e avevano collezionato dati che ancora adesso, essendo stati collezionati con una grande cura, una grande capacità, sono importanti e fondamentali poi per tutto quello che ci serve per migliorare non solo la conoscenza ma anche come imparare a proteggerci meglio in futuro in caso di evento sismico. Quindi è stato davvero un esempio, un terremoto estremamente importante sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista poi di quello che è stato l'impatto sulla comunità sismologica, sociale e non solo. Dal punto di vista proprio di scientifico, quali sono state le caratteristiche più così tragiche ma anche interessanti di questo terremoto, studiate, ecco? Beh, è un terremoto molto particolare, diciamo, nel senso che comunque
viene in un'area che ha delle caratteristiche tettoniche, sismotettoniche diverse, ad esempio di quelle del centro Italia, in cui magari c'è più o troppo abitudine ad avere eventi abbastanza forti, ma che ricorrono più spesso, no? E quindi che vengono studiati anche più con un dataset dei dati maggiori. In questo caso è un terremoto che avviene in una zona diversa e quindi fornisce anche a livello italiano delle informazioni abbastanza diverse per capire meglio come questo tipo di terremoti possano poi generare onde sismiche, quanto forti possano essere e quindi come ci si debba poi proteggere meglio in modo più accurato. Quindi fornisce una casistica abbastanza interessante, anche se purtroppo, come dicevo prima, i dati dell'epoca sono abbastanza scarsi, quindi non esistono tantissime registrazioni se le confrontiamo con il numero di registrazioni che abbiamo attualmente per i terremoti più recenti. Quindi anche quelle poche che ci sono però sono estremamente preziose vista proprio la peculiarità dell'evento. Che ci ha insegnato, ovviamente anche oggi ad essere più preparati nei limiti del possibile. Naturalmente di questo fanno parte anche tantissime ricerche e studi di cui abbiamo parlato spesso anche insieme. Sì, tantissimo. Proprio non a caso, se ti ricordi, la scorsa settimana avevamo parlato di questa esercitazione nella zona di Vittorio Veneto. Ecco, tutte queste cose nascono proprio dall'esigenza di avere una macchina poi, chiamiamola così, della protezione civile, degli aiuti, che deve essere funzionante in caso di terremoto. E questo può esserlo solo se comunque anche le persone sono consapevoli di vivere in un'area sismica. Quindi è importante fare informazione, ricordare in queste giornate che gli eventi sono accaduti e purtroppo accadranno ancora in passato. Quindi dobbiamo imparare a reagire sul breve termine, quindi sapere come comportarci in caso di evento sismico durante l'evento, e quindi anche le attività nelle scuole a mio avviso sono fondamentali, perché i ragazzi devono sapere come comportarsi e anche sapere per i tempi più lunghi come costruire e costruire meglio e come rendere più sicure le nostre case. Queste sono due azioni fondamentali che diventano importanti nel momento in cui siamo consci e conosciamo il pericolo che purtroppo che viviamo in un'area sismica. Quindi questa consapevolezza e questa conoscenza è importantissima. Queste sono le migliori azioni di prevenzione che possiamo fare in questo ambito. Assolutamente sì, sono azioni di prevenzione ma basate sempre su quelli che sono i risultati anche della ricerca, cioè la ricerca porta a conoscenza, porta a nuovi risultati e deve essere in grado anche poi di applicarlo in modo che ci sia un risvolto positivo per la società. Ed è esattamente questa catena che è quella che poi ci aiuta nel ridurre, non possiamo eliminarlo del tutto, ma ridurre al massimo il rischio in caso di una calamità come quella del terremoto. Benissimo, allora noi ringraziamo il dottor Stefano Parolà e ricordiamo che sul sito crs.inogs.it, ma anche sui profili Twitter e Facebook proprio del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS si trovano anche i dati di cui abbiamo parlato oggi, altre informazioni su questo importante anniversario per la nostra regione. Io ringrazio il dottor Stefano Parolà, direttore del CRS, per appunto essere stato con noi anche questa settimana. Torneremo venerdì prossimo con altre notizie, informazioni e approfondimenti. Grazie a voi anche per l'opportunità e buon fine settimana a tutti. Grazie.